A Caorle le spiagge sono già invase dai turisti, in questo periodo soprattutto stranieri, e grazie alle bellissime giornate di queste ultime settimane anche gli italiani cominciano a fare la spola tra casa e mare. Ieri sera un evento ha attirato l'attenzione di molte persone, una spiaggia del tutto particolare, per tutti i gusti, per chi vuole portarsi dietro l'amico a quattro zampe e chi vuole stare in assoluta tranquillità, ma anche chi ama la privacy. Nella spiaggia di Levante è stata aperta la White Oasis, un altro tassello importante per il turismo, dice il vicepresidente della regione, e quindi per il litorale veneto. E quindi questo è l'ultimo tassello all'interno di un programma importante che ha visto la collaborazione della Regione Veneto e dell'amministrazione comunale di Caorle, quindi un cammino importante assieme in sinergia per dare sempre al turista un servizio maggiore. Taglio del nastro e l'Oasi di Paradiso ha preso il via per la soddisfazione dei turisti. La spiaggia di Ponente è quella più storica, dove si è sviluppato prima il turismo. Quella di Levante si è sviluppata in una seconda fase e oggi sta avendo compimento appunto con questa nuova realtà che stiamo inaugurando. L'obiettivo è quello di puntare sempre più verso un turismo moderno e inclusivo. Continuiamo a proiettarci sempre verso un turismo moderno. Turismo moderno perché qui abbiamo sempre, ogni anno, un aumento dei servizi qualitativi a livello di standard di sicurezza, di offerta, di riqualificazione delle strutture. Per cui insomma anche lo scorso anno abbiamo implementato l'Arenile con ulteriori giochi di intrattenimento per le famiglie. Puntiamo ovviamente a un grande prolungamento della stagionalità, ma anche a quello di acquisire un segmento turistico che magari ancora non abbiamo. Insomma, Caorle è pronta ad accogliere anche i turisti più esigenti ed i vacanzieri potranno prenotare comodamente da casa il proprio ombrellone lettino sul sito caorlespiaggia.it.